Sono Eleonora Lombardo e sono molto felice oggi di essere qui a dimostrare, appunto non c'è niente da dimostrare, ma insomma a festeggiare la vitalità di Andrea Camilleri, che 100 anni dopo la nascita è più vivo che mai. Terrò una lezione laboratorio che è un viaggio nell'immaginario di Camilleri, non soltanto scrittore ma intellettuale, pensatore, narratore, grandissimo narratore. Ho pensato di intitolare la mia lezione La forma delle idee perché proprio partirò dalla forma dell'acqua, che è il romanzo dove compare per la prima volta il commissario Montalbano, per indagare appunto le varie forme che può assumere la realtà per sorprenderci e per farci cambiare punto di vista continuamente. Ci sono storie che meritano di essere raccontate nella propria interezza, e questo è il caso di Andrea Camilleri, un intellettuale a 360 gradi come altri prima di lui nel nostro Novecento letterario. Penso ad Alberto Moravia o Pierpaolo Pasolini. Ecco, Andrea Camilleri lo potremmo definire un autore multimediale ante litteram, nel senso che è riuscito a far dialogare le diverse arti e i diversi linguaggi, creando a sua volta una nuova espressione, un nuovo modo di narrare, un'idea, un pensiero, un'immagine, sino poi a una nuova concezione linguistica tra dialetto e realtà, tra finzione e realtà, dove il filo conduttore resta la fantasia. La passione di Camilleri ha inizio con il teatro, quando nel 1949 si sposta da Porto Empedocle a Roma, e da lì comincia un viaggio verso quella che è l'Accademia d'Arte Drammatica Nazionale, e subito dopo, esattamente nel 1953, una prima regia di un adattamento. Abbiamo fatto un lungo viaggio di De Angelis. Da lì Camilleri diventa l'intellettuale che conosciamo, occupandosi appunto di regia teatrale, poi utilizzando come mezzo di comunicazione la radio, l'opera, il cinema e soprattutto la televisione, dove la fortunata serie del commissario Montalbano, tratta dai romanzi pubblicati da Sellerio, continua ad appassionarci. Ecco, se c'è un messaggio che resta di Camilleri è forse quello di avere reinventato qualcosa ritornando al passato, unendo la memoria e la fantasia.